non sono una persona molto... mi tocca stare partendo. Ecco qui, sapete che non sono una persona molto tecnologica sui telefoni, non è che sono mai... Allora, faccio questa qua per una cosa, magari per un video proprio a livello... Ecco qua, mettiamoci così prima, che sto solo comodo, tranquillo, per il copo di vanno, comodo, copo di vanno, non lo so, boh, morimo. Ecco qua. Allora, ma se qua si prende un po' di vanno, ha sfumato proprio, ma boh. E niente, faccio questa diretta, buonasera a tutti, prima di tutto, faccio questa diretta per quale motivo la faccio? La faccio perché, niente, voglio chiarire un paio di cose prima che si creino fraintesi, poi dopo magari si può passare per persona poco seria o giù di lì. Allora, stiamo parlando in questi giorni della situazione dei saponi, in questi ultimi due video praticamente che ho fatto per quanto riguarda i saponi da banco. Ok, allora, non vorrei si fraintendesse qualcosa. È chiaro che un sapone da banco rispetto ad un sapone degli altri che uso in altri video, perché non è un segreto, sapete, i miei video sono lì, quindi non sto lì a rinnegare i saponi che ho preso, ai quali ho dato un giudizio, quindi niente, i miei giudizi restano quelli, quei saponi li ho presi per quello. Non comprerò più saponi costosi? No, li comprerò, continuerò a comprarli, mi ci trovo bene, perché no? Volevo semplicemente con questi video smentire questa cosa che la barba non può essere fatta con riducendo, abbattendo le cose, riducendo i prezzi, assolutamente no. Ci sono pro e contro, ovviamente sì, ce ne sono. È inutile negare che un sapone da 20, da 30 euro possa essere migliore di un sapone da 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, 6 euro. È chiaro, i costi ci sono, alcuni vanno, si può dire, per il brand. Sì, i costi di brand ci sono sempre, ci sono per Proraso, ci sono per Figaro, sono superiori, sono inferiori, però ci sono soldi investiti nel sapone, che diventa un cosmetico, aggiungendo profumazioni, aggiungendo oli, aggiungendo diverse cose che magari non trovate nel sapone da banco. L'ultimo che ho comprato è Wilkinson, ho fatto il video, ho fatto la barba, ok? Quindi se poi mi viene a dire preferisci sbarbarti col sapone da Wilkinson, no? Col sapone che ne so, Stirling, Arena Evans e cose varie, cioè, la risposta è facile. Non tutti sono disposti a spendere quei soldi per quei saponi, anche qui anche lì la risposta è facile, no, non tutti sono disposti, è chiaro. Se io devo farmi la barba semplicemente, non ho una passione particolare o voglio soltanto stare nel canale di quelle, non voglio ampliare le conoscenze dei saponi, è chiaro che resto con quei saponi lì, dico a me basta il comfort. Come tante volte è un dibattito che facciamo sempre io e mio fratello, è un dibattito aperto che dice: ah, vedi, guarda qua, col sapone che su mi faccia la barba come te la fai tu, allora che dice? Gliel'ho sempre detto. Allora, a lui soprattutto che non piacciono le profumazioni, oli e cose varie, è chiaro che va bene quel sapone lì, va bene, si ferma lì, ok? Pure se l'ultima volta l'ha cattato un sapone, ancora l'ha da usare. Quel sapone che usai io in video quando stavo a Napoli, lui ancora deve usare quel sapone, ancora lì fermo. Ah no, sto aspettando che consumo una vaschetta che finisco, una vaschetta di brorato che quasi alla fine pensa sul sapone dentro, perché praticamente questo sapone dell'Omega è in una scatola di cartone arancione, c'è pure 2-3 video fa, 4 video fa, c'è questo sapone che ho usato che è Omega, buono, buon sapone di buona qualità, prezzo intorno agli 11 euro, quindi nemmeno chissà quale prezzo. Certo, rispetto ai 2 euro, 11 euro sono 9 euro in più,
diciamo è una cifra aggiunta che si fa sentire. Però, ripeto, non posso assolutamente fare il paragone tra quel sapone e un sapone che costa di più, ok? Qualsiasi sapone da banco, incluso anche il Cella, che oppure il Vitos o il Vitos stesso, che si aggira intorno al prezzo di 6-7 euro, però il Cella se prendi, come ho sempre detto altre volte, se prendi il pezzo grosso da 1000 ml, perché lo calcola in ml, non lo calcola a peso. E è chiaro che io l'ho pagato 13 euro e qualcosa che l'ho regalato a mio padre, e è chiaro che rispetto alla vaschetta da 150 che sia, la convenienza c'è, è tanta, quindi se ti piace il sapone, quel tipo di sapone, vuoi usare sempre solo quello, conviene comprarti quello là, che 7 euro, due vaschette 14 euro, sono 300 ml di sapone rispetto a 1000, il conto viene veloce. Oltretutto, però deve essere il tipo che usa quel sapone là, dice io voglio quel sapone lì, mi piace quello, sta bene quello, mi trovo con quello, voglio usare quello, perché ci sono persone che vanno per uno standard, dicono mi piace quel sapone lì, compro sempre quello, va bene. Poi ampliare le conoscenze come facciamo noi, che abbiamo un canale, diciamo, anche se noi siamo piccoli canali, non siamo canali di diffusione, non siamo canali di diffusione grossa soprattutto. Non io, per quanto mi riguarda, lo sapete, non vendo niente, quindi compro, vi porto la mia esperienza, come già ho detto tantissime volte, come dico nei video, perché c'è gente che alcune volte viene a commentare così e a dire ma allora che lo fai fare il video, se la cosa è tua, è personale, è solo tua che lo fai fare, lo faccio per, ti interessa, te lo vedi, non ti interessa, non te lo vedi, chiuso il discorso, punto. Anzi è stupido stare pure lì a commentare, a guardarsi una cosa che poi non ti interessa e mettere sotto, per scrivere sotto un qualcosa che ha poco significato, perché più che altro la pagina, il canale, serve per darti un'informazione, può esserti utile o meno. Se non ti è utile è chiaro che cambi canale, come la televisione, vai, clicchi, cambi canale e vai dove tu possa trovare informazioni utili, non stai lì sul canale a seguire. E quindi niente, voglio dire, ci sono diversi modi di farsi la barba, tanti modi di farsi la barba, perché non è solo quello. Diciamo che questo qua riportato, come seguo io e tante altre persone nei canali, è un po' un level up di è venuto nella sorta di ricorda devi impostare l'azione va bene, ok, d'accordo. Aspetta che c'è un commento sotto che non riesco a leggere, ora bolerà il telefono, sicuramente si staccherà Pasquale. Ciao Pasquale Costanzo, ti saluto. Ciao Pasquale. Scusate se non so com'è posizionata tra la camera e cose varie, c'è un po' di difficoltà col cavalletto e via dicendo, poi sto usando la frontale come fotocamera. E quindi, perché i sapori tradizionali una volta ne esistevano pochi, esistevano quelli, non si studiava tanto sul sapone, non si studiava tanto su tante cose, perché comunque c'era un limite, anche oggi sono limiti, perché non è che viviamo nel benessere, almeno io non ci vivo nel benessere, quindi certe volte vanno avanti delle passioni, delle cose, ma non è che posso stare dietro, soprattutto e principalmente perché spendo di tasca mia, non è che compro 2, 3, 4, 5 saponi a settimana per presentarli. Sì, sono venuti i momenti che ho comprato un po' di saponi, ne ho 31, 32 circa. Per ora sono fermo, infatti non ne prendo, ovviamente ci sono spese e cose varie da colmare, quindi non è che sto lì
a comprare altri saponi o altre cose. Le lamette sono spese irrisorie, quindi ecco qui, certe volte concentro il video sulla lama, che è anche importante fa parte della rasatura. Non concentro tanto sui rasoi, ne ho già diversi, per ora sicuramente non ne prendo altri. Quindi voglio dire, perché poi? Perché la storia dei rasoi? Una volta pure c'era soltanto un rasoio, adesso non ce ne sono, cioè adesso ce ne sono tanti, una volta ce n'erano pochi, perché? Perché non si spendeva soldi infiniti per i rasoi, per le cose, quindi non si andava lì ad investire soldi per queste cose. E le scelte erano molto limitate. Oggi che diciamo c'è un po' questa spinta perché ognuno vuole personalizzarsi in un certo senso la sua barba, vuole trovare il suo rasoio comodo, c'è la possibilità, quindi trova il suo rasoio comodo. Come una volta con i telefoni una volta si telefonava soltanto, erano per pochi eletti perché costava avere un telefono. Io ancora il primo telefono che comprai annissimi fa, 94 forse, 95, non ricordo, era ancora che pagavo la bolletta, cioè era un GSM, uno dei primi GSM, quindi Pasquale ricambio il bene. eh, di risparmiare, boh, che cosa vuoi dire con questo commento? Risparmiatevi di questi commenti e nei confronti di chi commenta e nei confronti, cioè lasciate perdere questi commenti così. Non sono logici, non sono giusti e non è nemmeno tanto, cioè non riguarda questo il canale. Allora, dicevo quindi, come ho sempre detto, ogni rasoio, ogni lama cerca il suo rasoio giusto, perché magari potete farvi la barba con un rasoio e trovarvi in una maniera, la potete fare con un'altra e trovarvi un'altra. L'importante è cercare di non irritarsi col rasoio. Questa è la barba che ho fatto ieri, ecco qui vi mostro qualche parte dove c'è stato qualche... Sapete che la mia pelle è abbastanza irregolare, quindi quando vado ad usare un rasoio con una grossa esposizione di lama, una esposizione importante di lama, e vado poi a mettere dentro anche una lama che taglia con una certa importanza, tipo la Feder, e è chiaro che qua sotto, vabbè, fu un'errata manovra, mi sono fatto 2 puntini qua e qua, ma quella fu un'errata manovra mia perché usando testine più basse, questa qui è una testina più alta, quindi di conseguenza andando a manovrare è chiaro che è una questione anche di abitudine, è un rasoio, ma ciò non toglie che per me il Wilkinson è un rasoio che costa pochissimo e che potete tranquillamente fare. L'unica cosa che mi sento di consigliare, usate lamette un attimino più caute, lamette meno aggressive, ok? Magari un'astra blu, magari o magari scegliete voi la lametta che vi fa stare bene, vi fa trovare bene. Quindi faccia liscia ancora. Da ieri che ho fatto la barba posso dire che ancora una faccia liscia. Ok, quindi è cresciuta ben poco. È andato molto in profondità, pur non volendo, perché sapete che non sono alla ricerca dell'IBS. E sta cosa che non ha da impazzire questo BBS che vada a rovinare in faccia e cose, non serve a nulla, perché magari sta qualcuno di canale devo raggiungere il BBS. Lasciate perdere, lasciate stare queste cose, perché non sono sane, non fanno bene alla pelle, non sono sane. Quindi il BBS, se si raggiunge, ve lo fa raggiungere il rasoio con l'esperienza, magari ve lo raggiunge il rasoio tranquillamente con la lametta che mettete.
in base alla lametta che mettete. Quindi non andate alla ricerca sforzata di questo BBS perché vi rovinate la faccia, non seguite questi tipi di esempi, soprattutto se avete già problemi e cose varie, lasciate stare questo inseguire inutile del BBS. Pure vabbè, altre cose che ho visto di sprechi esagerati a tirarsi in faccia dopo barba con la pala per un video, lo trovo uno spreco esagerato, una cosa assurda e quantomeno assurda. Assurdi ancora di più chi segue queste cose che sinceramente le vedo inutili. Quindi giunti, meno passaggio, meno cosa, sapone, qualità, quella qualità superiore può darti comfort in più. È come fare un viaggio, come ho già disposto, come fare un viaggio in un'auto. Io devo arrivare giù a Napoli, da Venezia sono da casa mia a Napoli sono 726-27 km, ok? Li faccio con un'utilitaria, una macchina mia, un'utilitaria, è chiaro che ci arrivo un po' più stanchino, ok? Poi li faccio con una macchina magari di 100.000 euro, è chiaro che arrivo più rilassato, più... però tu sembra che li fa sempre 130 a fa, issa fanno l'ipotesi, perché poi vedi gente sfrecciare sulle autostrade come se i velox stessero solo per me, e quasi è così, perché quando li vedi correre in questa maniera vuol dire che hanno chi gli toglie i verbali sono solo per comuni mortali, per persone normali come noi che viaggiamo già nella miseria, viaggiamo già in più, c'è chi infierisce su di noi nonostante i nostri stipendi escano, i loro stipendi escano dalle nostre tasche, dalle nostre tasse, e il governo e gli amici di merenda si divertono anche ad infierire, a fare sistemi, metodi per estorcere denaro ancora di più dalle tasche nostre. Quindi, vabbè, ma questa è un'altra cosa. Un'altra cosa importante per quanto riguarda i pennelli, qualche volta mi sono soffermato nei video, il pennello quando lo sciacquate, sciacquatelo con acqua fredda, non usate acqua troppo calda. Questo sistema si usava pure quando tra i vari lavori che ho fatto, e più che altro tra i lavori che ho fatto no, ma a casa mia, che casa mia, dei miei genitori, più che mia, la imbiancavo io, ci mettevamo alcune volte io, mio padre, anche mio nonno, casa mia quando sì, quando diciamo, e anche qua dovrò fare un'imbiancata, sì, anche qui dovrò dare una bella imbiancata, casa nostra, mia e di mia moglie, diciamo in un certo senso, nostra, sì, che è casa nostra, e anche qui dovrò fare una bella imbiancata e quindi uso il pennello quando compri un pennello e lo compri di qualità cosa fai? Dopo lo pulisci, non è che lo butti, se compri un pennello da 4 soldi dipingi male le pareti, di conseguenza il lavoro non viene bene, soprattutto se è casa tua, ma soprattutto se sarebbe stata casa di altri e quindi ci sarebbe stata un'entrata di moneta. Quindi alla fine cosa vai a fare? Vai a dipingere, una volta che hai finito, se hai comprato un pennello buono, lo metti in acqua fredda, lo metti a scaricare tutta la pittura, la pittura che c'è, e via dicendo, perché se usate vernice è diverso il pennello a quel punto, per quanto possiate pulirlo, è sempre relativo. Ma con le vernici ad acqua e cose varie, anche gli smalti attualmente li fanno ad acqua, però sinceramente poco ho impattato con gli smalti, raramente ho impattato con gli smalti, più che altro qualche esperienza in più ce l'ho con le varie tempere e cose varie per le pareti. E ricordo lasciavo il pennello in acqua fredda e lo facevo scaricare per evitare che appunto perdesse i peli, la setola, i pennelli in setola. Quindi vari cinghiale, cose varie. Quindi anche il pennello va curato, vi raccomando, fatelo asciugare bene perché si possono creare muffe e cose varie. Quindi
non sarebbe salutare, non sarebbe sano. Quindi pure i pennelli asciugateli bene, poi c'è chi preferisce il sintetico, chi preferisce, ma comunque va asciugato bene perché fa la muffa uguale, chi preferisce il tasso, chi altro, i misti e via dicendo, comunque va lavato ed asciugato bene, va curato bene come lo stesso rasoio, curatelo bene, lo aprite, togliete la lametta, l'asciugate, lo risistemate apposta, poi la lametta ovviamente potete scegliere se lasciarla dentro o meno, se è un acciaio inox potete lasciarla dentro, ma lasciatela asciugare bene e poi conservatela bene soprattutto perché diversamente prende polvere e cose varie che... quindi niente, finito questo chiudo il video perché già sto da 20 minuti, non voglio passare ai soliti 40 o 50 minuti che stanno durando gli ultimi video, quindi saluto a tutti, do a tutti una buona serata, buon fine settimana, proseguimento di fine settimana. E niente, la prossima barba non so con cosa la farò, ho già in programma qualcosa, voglio usare il mano libera che non ho usato adesso, ho ancora qualche lametta sospesa da usare, ma sinceramente nemmeno tante ne ho, forse qualcun'altra che già ho usato pure, però in qualche altra versione. E niente, vi saluto, ci vediamo alla prossima sbarbata, mi raccomando seguitemi, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, mettete un like, lasciate un commento, vi risponderò sempre. È rimasto in sospeso questa nota del palmolive verde. Allora, io il rosso, come l'ho già mostrato anche nel video, allora è un sapone che mi dicono il palmolive verde massimo uso, non te ne pentirai, è un sapone da banco ovviamente che allora ti dico la mia Massimo, ti dico il mio allora per quanto riguarda Palmolive e Figaro, tra Palmolive e Figaro userei Palmolive. Figaro lo boccio del tutto per me, attenzione perché poi nascono situazioni, ah ma io mi ci trovo bene, faccio 8 milioni di barbe, bello, io monto, monta, sì certo è vero, monta come sapore, però c'è di meglio, cioè su quella fascia di prezzo là c'è di meglio. Io prediligo il Proraso, ma non perché mi sia dato qualcosa da Proraso, perché mi piace più l'azione meccanica che fa il Proraso. Probabilmente capiterà che prenderò magari anche quello, come prenderò se troverò questi denim, cose varie, ma così per lo sfizio di usarli, per vedere cosa tirano fuori questi saponi. E per la curiosità come ho preso il Wilkinson, come ho preso lo stesso Figaro, come ne ho preso qualcun altro, però vi dico che già da Proraso in poi già se cominciate verso un Cella, verso un Vitos, che vi mostro un attimo la scatolina qual è, perché non è il Vitos. Sapone vegetale, questo qua, che con 6-7 euro ve lo portate a casa. Ovviamente mai vuota la scatolina, c'è altro dentro, per questo ce l'avevo qui in soggiorno, perché ce l'ho sullo scrittoio che ho altra roba dentro. E che già quando andate su un sapone del genere vi monta bene, dà una bella protezione, quindi non c'è bisogno di andare chissà quanto oltre. Poi se volete spaziare nelle profumazioni, nelle cose, in altri comfort superiori, è chiaro che potete, però ciò non nega che la barba la potete fare comunque con qualsiasi cosa vi faccia scivolare la lama senza cioè perché la cosa che irrita qual è? Il fatto che la lama raspi troppo sulla pelle senza scivolare, quindi il sapone cosa fa? Va a proteggere, va a dare quel velo che protegge la pelle, lascia scivolare il rasoio tranquillamente, portando via meno micropelle possibile dal viso. Ok, questa è l'azione che deve fare il sapone, poi il resto, la profumazione, gli oli si aiutano appunto a scivolare, a idratare la pelle nello stesso momento che viene passato, ad evitare che resti un rossore, però è chiaro che se si fa un'azione cattiva con il rasoio, usando una lametta magari 4, 5 volte, 6 volte,
che non taglia più perché il filo va via, è inevitabile che il filo vada via. Di conseguenza, cosa fa? Comincia a strappare, comincia a raspare. Quindi io devo passare 1, 2, 3, 4, 5 volte su una parte per togliere il pelo. Non risparmiate, vi rovinate la faccia. Poi per quello che costano alcune lamette, tipo anche l'Astra, che con 70 centesimi le portate via, vi portate via il pacchetto, quindi non serve troppo andare a sfruttare la lama, vi dà solo danni. Il filo ha una durata relativa studiata per una barba, già quando ne fate 2, 3, barra 4, se proprio prendete lamette di una certa qualità, di una certa cosa. Per il resto fermatevi lì perché non ne vale andare oltre. Guarda, io vi saluto, basta, ho parlato napolitano, vi saluto, io parlo sempre napolitano per la maggior parte nei miei video, come avete potuto ben vedere. Io sono italiano, quindi quando entrate mi venite a dire non si capisce niente, oggi state buono frate, non avete bisogno, non dico proprio chiaramente. Vabbè, voglio divertirmi ogni tanto per questi stronzati, che pure che servono a ridere. Vabbè, a rendere la giornata allegra. Saluto a tutti quanti, tutti i canali che mi seguono, gli amici che mi seguono e i vari iscritti che mi seguono e ci vediamo alla prossima sbarbata, va bene? Ciao a tutti, siate buoni sotto i commenti, non vi facete ogni tanto richiamare per certe cose, perché però non sta bene. Ricordate che quando entrate in un canale, entrate nella vita di una persona dove ci sono altre persone che partecipano, scontrarsi inutilmente con altre persone, ma nemmeno per pareri ne vale la pena, perché ognuno deve essere la sua opinione. Quindi ogni opinione può essere espressa con tranquillità e serenità. Siamo qui per svagarci, per parlare della nostra passione e non per creare scontri tra noi. Quindi qualsiasi opinione si possa condividere o meno, io posso essere pure contrario a un qualcosa che viene detto, ma ciò non vuol dire che si può continuare a fare, o qualcuno può essere contrario a quello che dico io, ma ciò non vuol dire che la sua vita possa cambiare. Quindi atteniamoci a questo, allo svago, quello che deve essere principalmente un canale, quello che dovrebbero essere un po' i social in genere. Invece tante volte diventano un'occasione per sfogare, per cacciare inutili cattiverie certe volte, non per quanto riguarda cioè, nei miei confronti e nel mio canale, che per fortuna per ora, ma quello che si vede in giro mediamente. Se fossero cose giuste magari, allora tanto quanto, ma qui per quei pochi che siamo possiamo anche rilassarci e goderci qualsiasi cosa. Buonasera a tutti, ciao. Allora, ora c'è come staccare, vediamo. Vuoi interrompere la cosa? Sì, ok, perfetto.